Allora, vediamo un attimo, Onofre Lotta chiedeva la parola, quanto diceva anche Giacomo Mirto di Siamo Veneto. No, ecco, ho capito che mi inserisco in una discussione politica padovana, diciamo prevalentemente padovana, No, però affrontando anche temi diciamo che vanno... No, infatti. Però volevo partire da questa proprio cosa. esularci dalla città di Padova che è un po'... perché volevo fare veronese, non è lui è veronese, ecco, rivendica la sua veronicità. Volevo partire da questo esempio. Ho usato nelle connessioni l'Italia arranca e è un'Italia in attesa che rischia di rimanere appesa, e vale anche per il Veneto. Perché noi abbiamo sostenuto il referendum del 4 dicembre e lo ritenevamo non perfetto, non giusto, ma il Veneto, che aveva sempre richiesto un Senato delle Regioni, aveva chiesto l'abolizione del CNEL, tra l'altro eletto l'altro giorno un nostro concittadino veneto, Tiziano Treu, bravissima persona, e avevamo chiesto il superamento del conflitto Stato-Regioni. Abbiamo votato no. Abbiamo deciso di tenerci il Senato così com'è, di tenerci il CNEL, di tenerci tutte le strutture. Allora vado in Veneto. In Veneto, mi sembra 2 anni fa, c'è stato Expo 2015. La Lombardia ha portato 21 milioni di persone e la Lombardia è partita. Il Veneto ha fatto Acque Venezia, Expo Acque ha portato i libri in tribunale e Acque Venezia ha portato 91.000 persone. Allora, quando io parlo di connessione, che se questo Veneto non pensa che, e l'altro giorno Gentiloni era in Cina, dove parla di Venezia come punto di riferimento importante per l'Italia, se noi non pensiamo che siamo dentro un processo di connessione globale, nel senso che io mi devo preoccupare per far star bene i nostri lavoratori, i nostri pensionati, le persone del Veneto, devo occuparmi immediatamente delle infrastrutture che sono l'alta velocità. Il Veneto non è ancora attraversato dall'alta velocità e nessuno ne parla adeguatamente. Il porto di Venezia, rischiamo che Trieste riesca ad occupare una parte predominante e Venezia ancora discuta se dobbiamo fare il porto offshore o il porto riqualificandolo adeguatamente. Abbiamo il corridoio 5 da completare, la Pedemontana, qualcuno la reputa un'infrastruttura del Veneto, io la reputo un'infrastruttura per l'Italia, la Pedemontana. Allora, riconnettere vuol dire ripensare, e anche noi dal Veneto, quello che possiamo fare in Veneto. Il Veneto ha 574 comuni. Abbiamo 6.000 amministratori comunali in Veneto, abbiamo amministratori che non ce la fanno, però non si discute di come poter mettere in servizi in sinergia, di come poter affrontare, riqualificare la pubblica amministrazione, perché anche quella, non sto difendendo la pubblica amministrazione, ma come riqualifichiamo la pubblica amministrazione? Allora riconnettere, ridiscutere, ma discutere riappropriandoci un po' dei temi, senza fare le fazioni, no? Di chi sta da una parte e di chi sta dall'altra, ma di quello che serve effettivamente alla nostra regione, che poi se volete entriamo su quello che è successo nella nostra regione nella grande crisi, l'abbiamo definita nella grande crisi, e quali sono le proposte, o quantomeno le idee che abbiamo lanciato come CISL per poter interpretare, inserirsi in questo cammino del cambiamento e starci dentro però con autorevolezza. Certo. Chiedo scusa però, sindacalista, io capisco tutto, però non si può, cioè le cose si fanno coi soldi, cioè non c'è niente da fare. Expo Acque, che contributi ha ricevuto dal governo centrale? Zero. Rischio di impresa, qualcuno si è messo, anche troppo volenterosi, e alla fine evidentemente le cose non sono andate bene come si prospettavano. Il Veneto riceve 0 euro, la Lombardia, bravi sì, 21 milioni di persone, poi abbiamo visto comunque com'è andata, non è che sia andata proprio... Hanno avuto miliardi di euro da investire alla Lombardia. Quando abbiamo proposto le Olimpiadi in Veneto, è stata no, si fanno a Roma le Olimpiadi. Poi qualcuno a Roma, evidentemente perché è una scelta poi amministrativa, ha deciso di non farle, però Venezia ha perso un'altra occasione. Cioè Venezia è la periferia dimenticata, il Veneto è la periferia dimenticata per Roma. Roma si ricorda del Veneto solo quando deve pagare le tasse.
E i nostri 21 miliardi di euro ci permetterebbero di fare le strutture, ci permetterebbero di fare il porto, ci permetterebbero di fare le autostrade lastricate d'oro, cioè Però potremmo fare veramente quello che vogliamo. La politica cioè 21 miliardi di euro l'anno non è la politica della proposta. Cioè, qual è la manovra? Sempre contro qualcuno. Cioè, voglio dire, qual è la manovra del governo oggi che ci chiede l'Europa che sembra che sia sangue, eccetera, di 3, 4, 5 miliardi, 8 miliardi di euro? Noi ne regaliamo 21 allo Stato, cioè noi ogni anno facciamo un qualcosa che se uno controlla negli ultimi 50 anni abbiamo dato la stessa cifra pari al debito pubblico oggi italiano. Cioè, quindi alla fine, quando si parla di autonomia, cioè, si deve arrivare a un'autonomia fiscale. Quando Rocco Bordini diceva prima bisognerebbe abolire le autonomie, no. Bisognerebbe farle tutte autonome le regioni, perché allora sì che responsabilizziamo i nostri amministratori a fare i conti, a non poter far finta, cioè a non far finta che poi tanto c'è il Veneto che arriva, c'è la Lombardia, c'è l'Emilia Romagna e poi c'è sempre Pantalone, no? Si dice. Si rendono autonome tutte le regioni e in questa maniera qua, un po' come abbiamo fatto, faccio un esempio proprio semplice. A Padova abbiamo fatto come sociale, ok, ci hanno chiesto, noi cosa abbiamo fatto? Invece di dare soldi a pioggia, come normalmente fa il sistema italiano, abbiamo detto responsabilizziamo le persone e gli diamo un impiego. Cioè io ti aiuto con un impiego, cioè ti do un denaro, ma ti responsabilizzo, cioè ti rendo parte attiva. Allora, se non c'è più nessuno che ti paga i conti, ti dai una mossa. Quando io spiego che se si togliessero le regioni autonome ci sarebbero meno investimenti nelle regioni povere, ad esempio Sicilia, Sardegna avrebbero meno fondi anche dal Veneto se tu togli l'autonomia delle regioni, e se tu togli l'autonomia delle regioni i soldi del Trentino e delle altre sarebbero girate e dirottate anche di qua. Allora togliere l'autonomia delle regioni non ha, perché non ci sono più motivi storici perché restino autonome, perché non c'è più un motivo storico per cui l'Italia debba per forza aiutare la Sicilia devolvendo ogni anno a bilancio un sacco di soldi. È una cosa che ha un significato. Io vorrei esplicare il concetto perché sennò non credo che ci capiamo a casa. C'è un altro discorso, Padova ha bisogno di molto di più che non pochi assunti. Padova ha bisogno dell'entrata delle aziende anche estere per avere la possibilità di dar lavoro. Nello Stato noi siamo più forti. L'isolazionismo di chi pensava che il Veneto potesse fare come la Catalogna porterebbe il Veneto a diventare più debole. E poi sarebbe arrivare ad un concetto, beh insomma io capisco che tolgo che dei nervi scoperti, ma avere questo brusio sotto non aiuta nessuno, né chi sta parlando e né chi sta ascoltando. Se no, se ogni volta che uno parla l'altro parla sotto non ci ascoltiamo nemmeno. Allora dico, noi siamo in uno Stato. Per fare quello che dite voi bisogna uscire dallo Stato, perché se volete l'autonomia come la spiegate voi dovete uscire dallo Stato italiano, e in epoca di globalizzazione è il contrario che si deve fare. Ci vuole più Europa, ci vuole più globalizzazione. La Brexit per la Gran Bretagna sarà un grosso errore, ma non adesso. Ma non adesso che vedono il contrario, fra 2 o 3 anni, quando ci sarà veramente l'isolazionismo, anche in termini culturali e di linguaggio. Allora il problema è questo: o noi togliamo le regioni e troviamo un Parlamento unito a livello statale che vota la fine dell'autonomia delle regioni, cioè le regioni ad statuto autonomo diventano come le altre, cioè devono spartirsi come le altre il peso dello Stato, perché ci sono delle regioni che non lo fanno ma acquisiscono solo dallo Stato, o se no noi amplifichiamo, ed ecco perché io sono d'accordo al referendum, le deleghe di potere che ha il Veneto per arrivare comunque a sponsorizzare delle regioni che abbiano dei poteri maggiori, delle deleghe di potere e dei fondi perciò che si trattengono che sono maggiori, perché se noi togliamo l'autonomia
al Trentino, alla Sicilia, eccetera, il Veneto paga meno la Sicilia. Ma non è vero. Ma non è vero, ma non è vero. Ma non è vero. Faccio una domanda a Rocco Bordin. No, faccio una domanda a Rocco Bordin, gentilmente. Una domanda, però poi deve Esatto. Mi spieghi quali sono gli stati in Europa e nel mondo che funzionano secondo il tuo modello? Perché mi pare che i paesi che funzionano sono proprio quelli federali. Germania, Svizzera, Sì, ma tu sai- Austria, Stati Uniti, Canada, Brasile. Ma Vuoi che vado avanti? insomma, Dimmi un paese secondo il tuo modello che funziona nel Dopo mondo. della parola Bordin, dopo Nel la mondo. Guardate che mondo. parlare di Stato federale degli Stati Uniti è talmente grande che È uno Stato federale, discorso, sì o no? è un discorso preso così, ma non la Germania? degli Stati Ma la Germania che no. sono 20 volte l'Italia, per cui Un attimo, voglio dire, Teo, non tempo, perdonami, Rocco ma la Bortolano. ma concludo. Concludi però, dai. Sì, velocemente mi hanno fatto una domanda, No, porta rispondo. pazienza, perché sono perdo filo io. Se siamo d'accordo su una cosa, cioè sul fatto che le regioni debbano avere meno a carico le difficoltà dell'Italia, togliendo le autonomie obblighiamo la Sicilia a gestirsi da sola, Allora, perché noi non abbiamo l'obbligo di Allora, assistere. siccome qui poi alla Rocco fine, Bortolani. ma dopo sintetizza un attimino quello che dice anche Rocco, perché non è che sta dicendo una cavolata però, la verità è che sono sempre i soldi di mezzo, perché? Perché se parliamo sulla leva fiscale, di soldi stiamo parlando, giusto? Sì, sì, Perché sì. dammi i soldi a me Veneto, non dai i soldi alla Sicilia, non do i soldi al Trentino. Ma è sempre una sempre questione soldi economica. sono. I soldi dove vanno? Perché c'è questo debito spaventoso in Italia? Dove vanno? Guardatevi i bilanci per l'export, per cosa? Perché c'è un apparato burocratico in Italia, politico, che drena talmente tante risorse che ormai con il PIL, che non c'è più in Italia, non riesce più a coprire. Allora, o si fa un passo indietro tutti e si ragiona con la testa e con la saggezza, e chi va lì a fare certe leggi, se uno deve fare il fiscale, non mi può mettere uno che si laurea in lingue, e lo ribadirò finché muoio, perché ognuno ha delle proprie competenze nella vita. C'è chi riesce a fare bene una cosa e chi riesce a fare bene un'altra. Non è che uno sa fare bene tutto, ok? Con i propri limiti, come tutti noi. Detto questo, vado al riassunto. È il caso di rimodulare giustamente quello che ha detto Rocco Bordin, perché le regioni a statuto speciale non hanno più senso di esistere ad oggi. Seconda cosa, noi in Italia abbiamo, giustamente come ha detto, 500 e fischia, 550 circa comuni, per cui sindaco, consiglieri, assessori, Menona, Incarioa. Dobbiamo tagliare la spesa pubblica. Io capisco che questa gente che è lì, Ma che non sta noi. prendendo... Non noi, perché noi? Perché lo deve fare il Veneto? Cioè, questo mi sto domandando. Guarda, io adesso, perdonami, siccome Perché stiamo parlando deve fare dell'Italia, bene? no? Stiamo parlando... appunto, Hai capito? No, stiamo parlando di organizzazione dello Sì. Stato. Poi parliamo pure del Veneto, che è in ricaduta. Cioè, se voi vedete solo il Veneto e non vedete lo Ma no, Stato, no, guarda che è un io problema sto grosso. dicendo Però che se mi fate non finire, capisco perché... dopo io taccio per che non sempre. conosci i numeri, però. Facciamo finire. Sì, non ha senso. Ma no, non mi interessa i numeri, ma no, ma perdoni, Facciamo io finire vedo il però- pubblica discorso italiana è la più bassa d'Europa, siamo il paese col disavanzo più ampio, ma di cosa Ecco, stiamo ti ho detto parlando? io, ecco, ti ho appena Siamo il detto. paese col Allora, disavanzo più grande ecco, d'Europa, il che ecco, ti ho appena significa che detto, siamo quelli perdonami. che risparmiano di più rispetto a tutto il Ma resto perdonami, d'Europa. ma- Mi dite che il modello tedesco, il modello austriaco, no, non vanno bene, sono modelli che non vanno bene, scusate, ma io ambisco a modelli che funzionano, non a modelli che non funzionano. Non sta andando per niente I bene, paesi perché i unitari contributi non che danno federali all'azienda, non che hanno detto le aziende funzionano, italiane, inutile che gliele fate stanno niente. revocando. I Ferma. contributi che gli davano l'azienda italiana glieli stavano revocando perché hanno più soldi l'Austria. Ma hanno ragione. Hanno ragione. La, Tre secondi, una alla volta, se no la gente scusami, deve la sfruttare Germania le loro sa il federalismo tedesco? Sai che ci sono gli stanziamenti tra regioni da quelle più povere? Ah no, boh, basta allora. Certo, ma per infatti cui si non chiama è americano patto il di federalismo. solidarietà. No, perché tu hai fatto confusione prima, perché allora se dobbiamo nessuna parlare per confusione, esattezza, guarda. la Germania ha un federalismo diverso rispetto agli Stati Uniti. Loro non conoscono Punto. lo Stato. Detto questo, bisogna ridurre, Vabbè, e te lo allora facciamo dici, finta di sapere le finisco, cose. detto Una questo, sola. bisogna ridurre le imposte in Italia. Per ridurre le imposte in Italia bisogna abbattere la spesa pubblica. Bene, e la spesa pubblica di cosa è fatta? Soprattutto di sprechi. Quindi ci L'apparato politico pesa troppo in Italia, per cui bisogna tagliare l'apparato politico. I famosi forestali. Detto questo, allora, ma non sono, sì, ma non sono nostri i quello che forestali. magari serve, ma detto questo, abbassando le tasse vivremo meglio tutti, e il Veneto, siccome è una delle regioni, per nostra fortuna che ci viviamo, perché se nascevamo in Calabria, aveva delle risorse diverse del Veneto, ok? Perché poi bisogna avere anche fortuna dove si nasce nella vita. Allora, visto che noi siamo stati più fortunati, non ho capito perché quelli sono meno, devono essere trattati come gli stupidi. Assolutamente no. C'è un principio in Costituzione, l'equità. E l'equità anche con il fisco, che non abbiamo.
ok. E io sto arrivando con te adesso. Ok. Siccome non c'è equità nel fisco, non c'è equità nella redistribuzione della ricchezza. Sì. Chiaro? Giusto? Mi convieni su questo? Pertanto, se noi riusciamo a fare questo e abbassare notevolmente le imposte, poi la regione Veneto o qualche altra regione che è talmente brava, si deve dare un qualche premio. Bisognerebbe fare un regime premiale per quelle regioni che danno di più e si possono trattenere di più nei bilanci. Non sto dando contro nemmeno a quello che tu dici, Ecco perché volevo finire. Ci dovrebbe essere un'equa misura su tutte le idee che noi stiamo mettendo qui, ma purtroppo, ahimè, il cane di 10 padroni muore da fame. Mirto. Faccio un po' un punto di situazione perché si sono emerse... un aspetto interessante sì, no, ma poi, infatti, tra l'altro... rispondo ovviamente perché Sì. ho qua casualmente i dati dei forestali. Allora, io mi domando, per esempio, in Calabria ci sono più di 11.000 forestali tra stagionali e fissi, d'accordo? Il Veneto ne ha 500. Ma allora stai venendo con quello che dico io, no, sai? ma aspetta un attimo. No, Aspetta un attimo. Ma aspetta un attimo. In Calabria spendono 240 milioni di euro. Noi ne spendiamo 21 ma infatti milioni. è una rivisitazione di tutte le regioni. È una posso rivisitazione finire? di tutte le regioni. Uno per volta. Posso finire il discorso? Allora, Scusami. uno Stato, a me hanno insegnato, che è un apparato che serve per dare dei servizi ai cittadini. Ci siamo. Dal momento in cui uno Stato non funziona, ok, si può valutare di cambiare lo Stato, ok? Allora qua sono, non so quanti anni siano, 30 anni, ancora prima che nascesse, che si cerca di cambiare l'apparato statale, ma nessuno ci è mai riuscito, o sbaglio, perché siamo ancora qua oggi, vuol dire che qualcuno non ci è riuscito. Allora io mi domando perché dovremmo continuare a vivere in un apparato statale che non ci dà i servizi che noi richiediamo. Poi sarebbe giusto in un mondo ipotetico, nel mondo che vorrei, quello che tu dici che bisognerebbe diminuire la spesa pubblica, è tutto giusto, ma l'Italia è impossibile. L'Italia è uno Stato irriformabile, è uno Stato che è destinato alla morte, lenta, ma è destinato a morire. No, aspetta un attimo, no. Allora, la mia risposta... Allora, se fosse una società sarebbe già fallita. Perfetto, allora Okay. salutiamo, Questo allora lo- disconnettiamoci e fine lì, d'accordo? Allora, mi domando... Ma dopo falliamo anche noi. No, lasciatemi finire. Dei comuni, Ma no, questo lo dici te, no, lo stai dicendo te questo, no, però, allora, scusami, voi mi avete detto... Posso fare una battuta? La holding... Lasciatemi finire. La holding muore, no? Sì. E le figlie... No, lasciatemi finire un attimo, no. Abbiamo dei problemi. Capito? Una alla volta, dai. Posso finire il discorso? È piccolo, controlli me. Posso finire il discorso? Siamo... Allora, facciamolo Allora, ma finire, se se no sia- si capita a casa non capiscono niente. Allora, non moriremo Bortolani, perché siamo uno per comunque volta. la seconda regione più utile d'Italia, d'accordo? Io dico questo. Prima avete detto, allora, non capisco se volete più Italia o più Europa, perché sono due cose che vanno all'opposto. Voi volete più No. Italia o volete più Europa? Sì, perché mi avete detto l'indipendenza è chiusura perché è un isolazionismo. L'Italia è isolazionismo, anche lo Stato italiano è isolato rispetto all'Europa. Sull'Europa- sì, allora sull'Europa aboliamo dobbiamo tutti gli discutere stati, un'altra mezza giornata. aboliamo tutti gli stati. È in Europa, non Sì. capisco perché sia isolata rispetto all'Europa. Sarà Ma l'Inghilterra. allora se il Veneto votando fosse in la Europa, Brexit, se il Veneto fosse tra 2 anni sarà sì, quello ma se che il tu Veneto vuoi dire. fosse uno Stato indipendente in Europa, No, almeno leggo, no. probabilmente l'Europa Perché noi no? ci mette troppi limiti, Ma perché hai no? ragione. Perché il mondo va verso la globalizzazione. Infatti è quello che vogliamo fare. Oddio, Infatti, è il contrario. Ma infatti noi stiamo andando in questa sta un po' togliendo direzione. la globalizzazione. Ma noi Però- stiamo andando in quella direzione, infatti, scomporre degli stati che non servono più a niente, perché se uno Stato non dà i servizi ai cittadini non serve a niente, serve per mantenere una schiera di apparato pubblico e basta. E non serve a dare i servizi ai cittadini perché le imprese non hanno servizi, i giovani non hanno servizi, gli anziani non arrivano sino a fine mese. E allora tu dico credi che che con senso ha? l'indipendenza ci Io sarebbero credo questi servizi? esattamente sì, perché Io i no, dati io no. economici ce lo dicono, i dati sono qua, Io no. 20 miliardi di euro che regaliamo ogni anno, questi 20 anni, se restassero qua in toto, più tutti quelli che paghiamo ogni anno in servizi, 40 miliardi che chiediamo a Roma. I europei di cui usufruiamo non solo Ma come possono arrivare regione, comunque, mi scusi, non allora sono solo stato... come regione, ma anche come comuni, come province, dove Ma no, li questi metti? non ne Guardate che noi Ma cosa vuol dire? non Ma amministriamo cosa vuol mica dire? solo con i soldi nostri, amministriamo anche con i soldi dell'Europa, Ma cosa vuol perché dire? stare in Europa a noi ci fa cosa vuol dire? comodo, Aspetta, chiaro. Conosce la Slovenia? Aspetta, nel a caso lei Luciani sloveno. un attimo solo che Abbiamo finisce capito lui. che Rocco Bordini è contro l'indipendenza Veneto, ma è giusto e lecito che No, ma guarda che non ha detto questo Rocco. Io ho detto altre cose, è che a voi fa comodo. Ritiene che sia una chiusura. Se ti ho detto ma io lo addirittura capisco, che voterei sì al referendum, è la grande difficoltà che hanno si molti vede di o che non capire questo capite o che volete capire quello che Autonomia volete. indipendenza Però sono se cose parliamo di diverse. numeri, Secondo me state dicendo allora, queste siccome cose, però. abbiamo messo tanti numeri, Aspetta, un attimo solo, allora, stiamo parlando di il maggiore sistema autonomia, Italia, non esatto. indipendenza. Il perché sennò sistema si interrompe. Italia dà più soldi all'Europa di quelli che riceve, un po' come il Veneto.
Cioè, l'Italia è un piccolo Veneto nell'Europa. Quindi il tema, ma dove prendiamo se l'Europa, non si pone, perché abbiamo stabilito che sono più quelli che diamo La di quelli che regione riceviamo. Veneto usufruisce dei fondi europei. E allora siamo bravi, Ma stai scherzando? Ma è normale. siamo bravi ad ecco. utilizzarli meglio di altre regioni, ma il Veneto E sono allora, eccellenti in non molti esiste aspetti. indipendenza? Ma sono di più neanche nel quelli che referendum. diamo rispetto a quelli che Ma riceviamo. non è che i fondi arrivano grazie all'Italia, arrivano comunque. arrivano. Cioè, arriveranno comunque. La Ma Slovenia, stai scherzando? la I fondi Slovenia da arrivano quando grazie diventa. al fatto che l'Italia fa parte dell'Europa. Ma che cosa parlate? Sì, ma però- la Slovenia, da scusate, quando è diventata però- indipendente, inizio anni Posso 90, ok, Però è attenzione rinata che- grazie anche all'aiuto dei fondi europei, ma adesso è entrata in Europa, quindi non è che essere indipendente vuol dire ma isolarsi. ti spiego Vuol subito. dire, Ti spiego noi vogliamo subito. entrare, integrarsi in Europa. Scusa, Ha fatto il contrario, infatti. hanno la Slovenia l'IVA al 19 e le tasse al 15, al 20. Infatti, appunto, ma l'ha potuto fare da Fermi quando era indipendente? L'ha potuto fare da quando è diventata Beh, Sono aspetta, accorto un che attimo. mettere tutta una serie di temi ha generato È il disastro. una discussione. Il caos. una È discussione. responsabile. Io ho usato l'immagine della politica del lamento. No? Allora, sono d'accordo che ci sono tanti problemi in Italia, il debito pubblico, la burocrazia, moriamo. Però stiamo tutto questo, discutendo... con questo si concorda. Esatto, di questo. Però io amo la mia regione, penso che la nostra regione stia facendo comunque, stia interpretando, sta cercando di interpretare meglio di altre parti d'Italia quello che sta avvenendo. Possiamo fare di più, vorrei pensare a quello che possiamo fare di più, no? Allora io dico, ma perché in Veneto abbiamo 22 consigli di amministrazione, 40 consigli di amministrazione nel trasporto pubblico locale, che solo l'altro giorno si sono uniti Veneto Orientale, ho visto con Venezia col biglietto unico. 40 Padova aziende di trasporto pubblico locale. I forestali in Veneto, è vero che non sono come in altre parti d'Italia, però in Veneto abbiamo presentato una proposta dove ci sono 3 enti che si occupano di forestazione, sono 800 i lavoratori in Veneto, c'è il Parco Colli che ogni anno deve boccheggiare per avere i contributi per fare forestazione, c'è i servizi forestali della regione Veneto e ci sono ancora le comunità montane anche in Veneto. Potrei andare avanti con esempi. Quindi lei per dice, esempio, cerchiamo scusi, di sistemare già questa sistemiamo situazione. quello che possiamo fare noi. Per esempio in Veneto io sono molto preoccupato su una sfida che avremo di fronte, che è il mondo accademico insieme all'impresa, il mondo del lavoro, che si chiamerà Industria 4.0, quando noi veniamo fuori da un'esperienza negativa di Nanotech, l'azienda della regione Veneto sulle tecnologie, che doveva dare una mano all'impresa a interpretare i cambiamenti. Allora io questo sto dicendo, quando parlo di connessioni, no? Pensiamo al Veneto, quello che possiamo effettivamente fare noi veneti per favorire l'occupazione, l'impresa, Appunto non dicono l'economia. giù intanto, se no creiamo confusione. Bortolami e poi veniamo pubblicità. Io so che la lista osa, ma penso che io non volevo ribadire, ma è proprio la lista di osare nel fare. Perché infatti è uno dei proprio nostri moti, e adesso faccio politica, cosa che sai benissimo che io non amo, ma perché faccio il mio mestiere innanzitutto, è proprio osare nel fare, perché se non si fa, non si crea e non si crea ricchezza. Questa è la verità. Per cui, Quindi a prescindere da tutto il contesto dove ci troviamo, infatti, buttarsi e no, risolvere. bisogna fare, bisogna meno parlare, ecco perché meno politica e più cittadini, meno politica, più aziende, più lavoro. Questo bisogna fare. Sono pienamente d'accordo, prima io non l'ho detto perché siamo messi dentro, ma penso che siamo d'accordo tutti su questo. Cioè, Ma sì, ma anche più politica sarebbe stupido che non lo buona, pensassimo più politica uguale. No? buona. Io, le aziende, cioè i dipendenti vengono assunti dalle aziende. Se non c'è più l'azienda, non si assume, non c'è più lavoro, c'è disoccupazione, questo è chiaro, questo deve essere Però fondamentale. siamo d'accordo che Non sto parlando- in Italia fare impresa, fare lavoro diventa difficile. se non impossibile. Sono d'accordo con te. No, Ok. guarda, no, ma su questo io te l'ho detto prima, Sì. se non si fa una riforma a livello statale pesante, tagliare le imposte, ma io parlo del 50%, Ma no, che è impossibile? no. È una chimera? Come si Insomma, fa? è fallito lo Ma Stato. questo Ma soprattutto che fallisca è a questo questo- punto? E allora, che fallisca. e allora però Sì, ma perché? creiamoci un ancro di salvataggio noi, Perché? ecco, prima che fallisca, perché non è che Soprattutto fallisca per però. problemi di ordine burocratico. Sì. Il problema italiano è la burocrazia, ok. che a tutti i livelli sta strozzando tutti i tipi Ed è quella di che lavoro. governa. Cioè, questo è il problema, ed il potere sta lì, il vero potere, nell'obbligare a passare sotto le forche della Ma i burocrazia. problemi sono questi, È ma le l'ufficio soluzioni. complicazioni affari semplici. Ma appunto, è su questo siamo d'accordo. La soluzione qual Ma è? per qualsiasi cosa. Per Qual è la qualsiasi cosa. soluzione a questa Anche- cosa qua? Questa non qual è la soluzione La pratica, soluzione- non la- ideale. Ideale la conosciamo, Secondo pratica, me, pratica. io posso dirti Cioè, quello che sì. penso io. Secondo me le riforme costituzionali. Chiaro. Quelle
Ma sono quelle che tolgono, si è mai riusciti a farle? La burocrazia dalla vita di ognuno. Non si riesce a fare niente in Italia. E allora come anche facciamo? il referendum sulla devolution, te lo ricordi? Me lo ricordo, sì, che era un referendum assolutamente buono, giusto? Sì. Ola. E questo referendum, che era un altro referendum che aveva assolutamente degli aspetti buoni perché semplificava un po' meno, per l'amor del cielo, sono stati bocciati perché in Italia si politicizza tutto. Prima perché stava sulle palle Berlusconi, si è bocciata la devolution, poi perché stava sulle scatole Renzi, si è bocciato questo, senza prendere invece quello che questi referendum portavano avanti, che c'erano assolutamente degli aspetti positivi, la diminuzione della burocrazia, la diminuzione della classe dirigente, erano assolutamente positivi. Ma perché è stato tutto in inglobato? Italia non si riesce mai, ma non è che il Veneto sia diverso dall'Italia. Sì, però io anche ricordo il che Veneto... comunque no, ma in Veneto la devolution era passata in Lombardia. Sì, benissimo. Tempo fa, questo ma qua non no, l'ultimo, ma ad no, ma esempio. questo qua era debolissimo, Vabbè, cioè autonomia non Guarda, esisteva qua ci dentro. sono Io ho dei votato no difetti questo qua perché nel Veneto, era disastroso questo ci sono referendum. dei difetti nel Veneto e degli scandali come quello del Mose, eccetera, che passano di gran lunga. Ma io credo scandali. che se i Veneti sono posti davanti a un'alternativa credibile, concreta di autonomia come questa di ottobre, si voterà sì in Però anche stragrande qui ci sono maggioranza. tanti punti di vista, tante scissioni interne Ma che è ne solo impediscono. la riforma fiscale poi in una qualche maniera, che la proposta della Lega Nord, e tra l'altro poi è arrivato anche Trump a fare esattamente la stessa proposta di quello che Salvini. ti stavo tirando fuori adesso. Cioè alla fine sulla riforma fiscale, lo diceva anche il collega di Osa, è la riforma madre che deve avere questo, perché Ecco, le infatti riforme volevo madri, dire- perché le nostre aziende ripartano, è la riforma fiscale, perché arrivano investimenti esteri, è la riforma della giustizia. Chiaro. Perché Ma l'azienda vuole assolutamente. anche Non c'è la tempi certezza del certi, diritto in Italia. vuole tempi certi, Sono che se uno d'accordo. non ti paga non puoi aspettare 10 No, anni e spendere tutelano 3 il volte debito, tanto di non quello il che credito in avanzi. Italia. E queste Sono sono le riforme due nazionali. uniche Sono riforme riforme che servono, nazionali. tutto il resto viene da sé, ma perché l'evasione fiscale sparirebbe, perché se le tasse sono basse nessuno ha, e se con la giustizia chi evade le tasse va in carcere sul serio come negli Stati Non so Uniti, neanche dove mettersi. tutti pagherebbero, non ci sarebbe bisogno di portare i soldi in Svizzera, alle isole Cayman. sparisce. No, Guarda che per chi era a Roma, per chi era a Roma, faccio una battuta, c'era San Marino che era molto più comodo. Sì, a San Marino. Queste anche lì sono c'è- riforme nazionali che però se col avessimo Montenegro attraversavano il le mare, competenze con per le valige. gestirle, probabilmente le avremmo già fatte. Su Ok, dai, questo vorrei torniamo su tornare, questi ecco. temi, abbiamo la Può darsi, pubblicità, può darsi. secondi di pubblicità.